Eder, Mac, Pallister. Claudio Sterpin fu deriso anche quando parlò dei cinghiali che avrebbero sicuramente attaccato il corpo di Liliana se fosse rimasta lì più giorni del previsto. E qualcuno disse: impossibile, lì non ci sono cinghiali. E invece un episodio accaduto il 21 agosto dimostra chiaramente la presenza di questo tipo di animali in quel luogo. Il cerchietto bianco in alto indica dove più o meno accade il fatto di cui parleremo tra poco, e invece andiamo a guardare che il punto in basso bianco indica il luogo del ritrovamento di Liliana, quindi una distanza di soli 160 metri. 2 giovani sono state trasportate in condizioni di salute precarie al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, dopo essere rimaste vittime di un violento incidente che si è verificato poco dopo l'una di notte del 21 agosto in via Alfonso Valerio, all'altezza dell'ex OPP. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la vettura su cui viaggiavano è uscita di strada ed è finita capottata, schiantandosi infine contro un palo. Dai primi elementi raccolti, sembra che la conducente abbia tentato una manovra di emergenza per evitare di investire un cinghiale, perdendo il controllo del veicolo. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato le 2 giovani all'ospedale di Cattinara. Fortunatamente, non sono in pericolo di vita. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.